incompetenza territoriale. Così il GUP del Tribunale di Roma ha deciso che il processo a Veneto Banca nella capitale non sa da fare, spostando tutto a Treviso. Non sarà una Pasqua serena quella che si preparano a vivere i 10.000 risparmiatori coinvolti nel crack di Veneto Banca, che vedono adesso profilarsi all'orizzonte il fantasma più temuto, la prescrizione, spiega il tributarista Loris Mazzon. Cambia che si rinizia tutto quanto da zero e quindi veramente i tempi della prescrizione probabilmente arriveranno quasi sicuramente. Sono 400 i risparmiatori assistiti direttamente dall'associazione Zerino Daonara, che alla strada del tribunale non ha mai creduto. Io sono stato sempre del pensiero che qui la cosa o si risolveva fuori dai tribunali, cioè con una mediazione, con una transazione con le banche, oppure dal momento in cui le banche non ci sono più, lo Stato tramite il fondo si doveva far carico di risolvere questa questione. Oggetto del procedimento la falsa rappresentazione alla Banca d'Italia e alla Consob della reale situazione dell'Istituto Veneto. Tra gli imputati l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, l'ex presidente Flavio Trinca. Tanti risparmiatori che hanno perso tutto, chi i risparmi di una vita, chi quelli della famiglia da intere generazioni che adesso sperano nel nuovo governo. Tutti in campagna elettorale hanno dato il massimo supporto per risolvere la questione delle due banche venete e speriamo che adesso mantengano gli impegni presi in campagna elettorale.